vegetariano. Allora, 2 con l'acciuga, una prosciutto e una vegetariana. Però io non so questo. La vegetariana chi mette? Allora, riprendiamo la serata. Siamo arrivati appunto al momento principale, cioè la conferenza in cui vedremo sostenere le ragioni del no da parte del vicepresidente nazionale Luciano Guerzoni e che appunto ci spiegherà perché l'ANPI non solo da questo momento ma dall'inizio del percorso di revisione costituzionale ha trovato incompatibile questa modifica con la sua storia e con il suo statuto. Avremo anche il parere del magistrato dottor Giovanni Palombarini, che è un magistrato che in questa campagna è sempre stato presente ci spiegherà anche il profilo di diritto per cui questa modifica della Costituzione è sostanzialmente senza fondamento. Avremo un'introduzione da parte di Diego Collovini, che è il coordinatore regionale dell'ANPI e presidente della sezione metropolitana, del Comitato Metropolitano di Venezia. Il tutto sarà coordinato da Roberto Reale, che anche lui è uno dei maratoneti di questa campagna referendaria, e non sono innumerevoli le serate, le occasioni in cui ha coordinato e ha condotto con veramente molta puntualità la discussione. Quindi lascerei la parola a Diego Collovini per un intervento di introduzione e poi Roberto Reale interpellerà gli ospiti della serata. Manca poco, manca ancora una settimana a questo appuntamento. Abbiamo lavorato, abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per quanto riguarda questa riforma costituzionale. Io ho sempre, ve lo dirò brevissimamente, mi sono sempre soffermato sulle tante affermazioni che vengono fatte, questi slogan che ci vengono propinati, che se votiamo sì usciamo dalla paura, se usciamo no avremo una sanità uguale per tutti, escluse naturalmente le regioni a statuto speciali che non sono coinvolte da una parte di queste riforme. E poi soprattutto quella frase che dicono tanto non tocchiamo i primi articoli della Costituzione. E io mi soffermo sempre sul secondo comma del primo articolo, quando dice che la sovranità appartiene al popolo. Io credo e sono fermamente convinto che questa sovranità con questa riforma non appartiene completamente al popolo, perché questo Senato, che ancora non si sa come sarà eletto, si dice chiaramente dai consiglieri regionali e contenendo presente anche la volontà dei cittadini quando si vota alle elezioni regionali. Con diverse leggi regionali per la nomina del Consiglio regionale, ecco, questo Senato, che sarà
nominato per la prima volta, dico nominato, sarà un Senato eterno, cioè sarà un Senato che non sarà mai sciolto. E questo Senato, poi si dice che naturalmente non ha importanza o un'importanza relativa, che serve per snellire le leggi, che serve per tantissime altre cose, questo Senato farà le leggi, farà delle leggi costituzionali anche. Ed è una forte preoccupazione se i nostri padri costituenti hanno pensato che il fondamento di questa Costituzione sia in effetti la rappresentanza del popolo italiano, di tutti i cittadini i quali esprimono, i quali demandano questa sovranità al Parlamento. In questo caso al Parlamento, al di là della legge elettorale, questo Parlamento, questa parte del Senato, la sovranità del popolo non la demanda. C'è qualcun altro che decide di farla. Quindi si parte chiaramente da un'idea di società, l'idea di uno Stato, che è esattamente stravolta da quelli che erano i principi fondamentali dei nostri padri costituenti. Ecco, io credo che sia questa la prima ragione che ci dovrebbe portare a rifiutare questa riforma. Poi tutto il resto verrà spiegato anche sicuramente meglio di me e dagli altri. Però ecco, l'ANPI è estremamente attenta a questa posizione, estremamente attenta al fatto che questa Costituzione, con questa riforma, viene stravolto questo importante principio che è proprio quello della sovranità del popolo. E chiaramente tutto il resto viene a cascata rispetto a questo. Viene effettivamente tolto ai cittadini italiani di esprimere la propria volontà per quanto riguarda la Camera, per quanto riguarda chi li rappresenta. Sarà limitato anche la scelta da parte dei cittadini di poter rappresentare gli altri. E tutto questo viene fatto attraverso un altro articolo della Costituzione che riguarda i partiti. Ecco, questi partiti, che con la legge elettorale ci sarà un partito che avrà una maggioranza di 340 deputati, quindi un solo partito. Immaginate quando ci sono le coalizioni, quanto poco basta per arrivare a quei 2/3 dell'articolo 138 per la riforma della Costituzione. E quando ci dicono, e questa è la grandissima preoccupazione, che è proprio quella della comunicazione che abbiamo con quelli che sostengono il sì, quando ci dicono che è una riforma malfatta, scritta male, che non ha i fondamenti giuridici per essere redatta in questo modo, comunque è sempre un cambiamento. Intanto approviamola, ma quando l'abbiamo approvata e decidiamo che gli altri faranno la ritoccheranno, la renderanno più comprensibile, la faranno meglio di quanto l'hanno fatto adesso, però bisogna ricordarsi che l'articolo 138, quando parla di 2/3, un solo partito che ha 340 deputati, basta una piccola coalizione per arrivare ai 2/3. Alla porta del governo sono in tanti che stanno in questo momento bussando, e non sono personaggi di moralità, di chiara moralità. Ed è questo è il grande pericolo che ci troviamo davanti: un Senato che non rappresenta più i cittadini, una sovranità dei cittadini, in questo caso che non è più assoluta com'era precedentemente, e un equilibrio parlamentare che garantisce e riduce la potenza e la sicurezza, dell'articolo 138. Quell'articolo che garantiva la possibilità che la Costituzione fosse adeguata, fosse anche cambiata e comunque adeguata alla società e ai cambiamenti della società, rinforzando la Camera, riducendo la rappresentatività. L'articolo 138 non è più
non è più una garanzia come era prima. Ecco, questi sono i 2 o 3 elementi sui quali abbiamo cercato di comunicare ai cittadini che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, ma è anche l'ultimo appello che io voglio fare, e sia proprio su questo che quando si andrà a votare e quando si discuterà con le persone, quando si incontreranno le persone, di soffermarsi effettivamente proprio su questa limitazione della sovranità dei cittadini italiani, e poi, se avete la pazienza, anche di entrare sui meriti più precisi della riforma. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Per quanto mi riguarda, credo che sia il 15° appuntamento al quale partecipo, credo siano proprio 15 incontri e momenti di discussione, di conversazione, di ragionamento, di analisi su questi temi, appunto sul tema della riforma, della revisione costituzionale e soprattutto sul tema delle ragioni del no. Ricordo che qui a Venezia, e penso che molti di voi siano stati presenti qui a Mestre Venezia, sono state fatte delle iniziative organizzate in primo luogo dal Comitato del No, ma c'era anche Gianluigi, c'era Maria Cristina Paoletti che ha organizzato diversi di questi eventi ed è qui presente in sala. Abbiamo avuto diverse occasioni nelle quali abbiamo cercato di focalizzare, di capire, di analizzare, di approfondire i vari aspetti, diciamo, sia dell'Italicum, la legge elettorale, sia poi della proposta di revisione costituzionale che fin dall'inizio proprio non ci convinceva. Per la verità, a marzo, quando sono stati fatti i primi incontri, l'idea era quella che la legge sarebbe stata definitivamente approvata in aprile e poi si sarebbe andati a referendum ai primi di ottobre. Ve lo ricordate questo che si diceva si voterà ai primi di ottobre? Poi dopo un po' i sondaggi che cominciavano a dire, giusti o sbagliati che siano, io qui stasera non ne parlo perché non ne dobbiamo tener conto, però ne teneva conto Renzi, sia una serie di problematiche sue del Presidente del Consiglio per quanto riguarda il governo del Paese lo hanno indotto a procrastinare più in là, sempre più in là, e infatti siamo arrivati all'ultima, una delle ultime date utili in termini proprio di possibilità, dopo che la Corte di Cassazione aveva dato il via libera al referendum, non si poteva andare più oltre, mi pare, correggetemi se sbaglio, dell'11 di dicembre, quindi si è scelto il 4 che era la penultima data possibile. Adesso finalmente ci siamo, finalmente siamo vicini, e dico finalmente anche perché è stata una campagna elettorale per certi aspetti. Non è che quelle in America o in altri posti o in Inghilterra, in Gran Bretagna per la Brexit siano state delle belle campagne elettorali, però anche la nostra è stata una campagna elettorale piuttosto piena di cose che falsità, di affermazioni assolutamente non comprovate, di toni anche minacciosi. Mi pare che l'ultima sia quella riguardante il governo tecnico e quindi paure, preoccupazioni e cose che possono incombere. Allora, dicevo, io vorrei fare con Guerzoni e con il dottor Palombarini, come dire, una chiacchierata, insomma una conversazione. Siamo a una settimana dal voto, parleremo anche di quello che si può fare o che si deve fare in questa settimana, ma vorrei iniziare appunto anche con un tono un po' informale. Io ho detto la mia, che ho partecipato a circa una quindicina di appuntamenti in varie parti della provincia di Venezia. Allora, volevo chiederle, dottor Palombarini, lei a quanti incontri ha partecipato e che impressione ha avuto della dimensione soggettiva, personale di questa campagna elettorale? Prego. Beh, per me oggi è l'incontro numero 20, domani concludo con il numero 21. L'impressione è stata un'impressione complessivamente che mi ha indotto alla preoccupazione, perché soprattutto inizialmente ho visto
una larga non conoscenza dei termini del dibattito. E vedete, tanto per dirne una, è una delle ragioni per cui io mi sono impegnato molto, fin dall'inizio, fino da maggio, insomma, è stata la questione che ai più è per lungo tempo sfuggita, dell'intreccio molto forte fra questa riforma costituzionale e la legge elettorale. Oggi gli stessi sostenitori del sì, della riforma costituzionale, tendono a mettere da parte la legge elettorale, dicono verrà modificata, non spiegano bene, nessuno lo spiega, anzi, come verrà modificata, ma come devo dire, quasi si sono resi conto che il punto di debolezza della loro complessiva impostazione era proprio questo, l'intreccio fra questa riforma costituzionale e la legge elettorale maggioritaria, la cui strutturazione complessiva era chiaramente ed è chiaramente finalizzata a costituire un governo forte, una centralizzazione forte del potere politico nel nostro Paese. Questo è oggi ancora all'ordine del giorno. Tenete conto che andiamo fra una settimana a votare su questa proposta di modifica della Costituzione, adesso ne parliamo subito, vi dirò, cioè le ragioni del no, anche limitandoci alla semplice riforma della Costituzione, sono molteplici, sono davvero molte, ma tenete presente anche che al di là di tanti discorsi che ogni tanto si sentono, la legge elettorale attualmente vigente è proprio questa. Quella di cui abbiamo sentito parlare in questi mesi, quella che ha visto battaglie tremende in Parlamento, che ha visto il governo impegnarsi in ripetuti voti di fiducia, che ha visto un Presidente del Consiglio dire che questa legge elettorale è bellissima e ci verrà copiata da tutti gli altri paesi europei. Cioè la situazione oggi non è una situazione particolarmente in movimento. Quello che è in movimento sono le decisioni che verranno partendo dal concetto che oggi abbiamo di fronte questa modifica della Costituzione e abbiamo di fronte questa legge elettorale. Comincio col dire, ma ho detto già che sono tante le ragioni del no alla riforma. Mettiamo pure da parte per un momento la legge elettorale, poi ci torniamo. Ma intanto notiamo che questa riforma costituzionale, intanto quello che non mi è piaciuto per niente è stato il metodo. Le Costituzioni si approvano cercando larghe convergenze, cercando momenti di mediazione, cercando incontri le più larghi possibili nel Parlamento e nel Paese, per la semplice ragione che la Costituzione è la legge fondamentale che vale per tutti. Certo non ci sarà mai l'unanimità su un disegno di legge costituzionale, ma perlomeno si cercano le larghe convergenze. Qui fin dall'inizio, al contrario, si è fatta di questa modifica costituzionale un'occasione di divisione. Si è voluto, come devo dire, isolare quale fosse inevitabilmente la più forte, quella che vincitrice, quella che guarda al futuro, una forza politica, anche a costo di perdersi per la strada dei pezzi anche del proprio partito. Intanto quindi questa prima osservazione, avremo una legge elettorale di minoranza, abbiamo una legge elettorale di minoranza, avremo una legge costituzionale, siamo chiamati a confrontarci su una Costituzione che è divisiva. Io non so cosa dicono le previsioni elettorali, non so come finirà. Se vincerà col 52% contro il 48% il sì, o se vincerà al contrario col 52% contro il 48% il no. Ma anche questo risultato, quale che sia, sarà, come dire, la sanzione formale di una divisione profonda che attraversa il Paese. Cioè ci sarà metà del popolo italiano che dirà: questa non è la mia Costituzione, insomma, se passa il sì. Siamo a questa situazione. Questa è la prima osservazione. Una seconda molto rapida: è una Costituzione finalizzata a dare un volto nuovo al Senato. Si è detto perché ne faremo l'organismo rappresentativo delle autonomie e delle realtà territoriali. Ne parliamo dopo, per dire che questo non è vero, è un'affermazione non vera e vi dirò perché, diremo perché. Ma intanto rilevo che questa storia del nuovo Senato è una storia a nomina incerta, cioè oggi come oggi, se stiamo alla realtà delle cose, noi abbiamo un Senato che non sarà elettivo,
non verrà votato da noi. Cioè, per quanto mi riguarda, posso dire tranquillamente che parlando di partecipazione, di rispetto dei diritti e via discorrendo, intanto mi hanno levato il diritto di votare per il Senato. Guardate che la riforma Berlusconi di 10 anni fa, che era una riforma pessima, contro la quale ci siamo battuti in 100 modi, aveva dentro delle norme incredibili quanto a segno antidemocratico, e tuttavia per il Senato era molto semplice. C'era un elenco di materie, come devo dire, di attinenza strettamente territoriale, regionale, ed era previsto che in occasione del rinnovo dei consigli regionali agli elettori venisse consegnata una seconda scheda in cui indicavano il nome della persona che doveva andare a rappresentare il Senato. Oggi hanno fatto tutta una cosa diversa, tra l'altro senza vincolo di mandato, per cui i consiglieri regionali o i sindaci di grandi città che andranno a comporre il Senato non risponderanno, come devo dire, a chi li ha mandati a comporre il Senato, non risponderanno di quello che vogliono le regioni o le zone territoriali che le hanno prodotte, andranno a dire quello che vorranno, anzi, per essere più precisi, andranno a dire quello che vorranno le segreterie dei loro partiti. Questa è stata la scelta che hanno fatto. Con e concludo su questo, con una norma davvero sgradevole, ci torneremo poi parlando delle funzioni di questo organismo nuovo, ma insomma tenete presente che questo Senato nasce con l'intenzione di risolvere un problema che esiste, che è una certa confusione fra le competenze dello Stato e delle regioni, confusione che ha determinato molti conflitti davanti alla Corte Costituzionale, Stato contro le regioni o regioni contro lo Stato. Ebbene, la scelta che è stata fatta è quella di una forte centralizzazione. Cosa si è detto? Andiamo ad addossare allo Stato tutta una serie di compiti anche tradizionalmente di competenza delle regioni. Per alcune si può anche dire che c'è una logica di fondo, ma per altre no. Per altre scelte che sono state fatte di questo tipo, la logica è chiaramente quella di togliere alle realtà territoriali e quindi ai cittadini il diritto di decidere su questioni che sono per loro essenziali. Un esempio per tutti, le grandi opere e, come devo dire, le grandi opere e il territorio. Questo vuol dire che TAV, Trivelle, Sbocca Italia, Ponte sullo Stretto, costruzione di nuove fonti di energia, centrali di carbone in questa o in quest'altra regione, tutto questo, come dire, certo le regioni potranno protestare, gridare, fare proposte, ma la realtà è che alla fine chi deciderà sarà lo Stato. Quindi uno spossessamento forte con ulteriori, come devo dire, moduli di spossessamento, ma di questo magari ne parliamo dopo. Grazie. Aggiungo tema che il dottor Colombarini conosce benissimo perché abbiamo partecipato a un incontro e lui ne ha parlato a San Donà di Piave, che fra le tante cose, questo è un tema molto sentito nel Veneto, questa proposta di revisione costituzionale allarga le distanze fra regioni a statuto speciale, i cui poteri vengono a essere drasticamente ridotti, e fra regioni a statuto ordinario, i cui poteri vengono a essere ridotti, come il Veneto, e regioni a statuto speciale, come il Friuli, il Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, che invece mantengono intatte tutte le loro competenze. Anche questo è creare due situazioni completamente diverse. Ma abbiamo sentito Colombarini, allora Guerzoni me ne faceva un cenno prima, mi sembra di aver capito che lei vuole rivaleggiare, sta rivaleggiando con Renzi come numero di iniziative alle quali ha partecipato. Lui mi pare di aver letto, non so, ne ha fatte qualche centinaio. Lei a quante iniziative ha partecipato finora? Dell'AMPI 50-60 e alcune altre, di altri soggetti che hanno invitato l'AMPI. Diciamo così. E ce ne sono ancora per i giorni che vengono. Ho avuto l'impressione di un paese preoccupato, però non sarei onesto con me stesso se
non dicessi che più che preoccupato dei quesiti referendari è preoccupato del fatto che i giovani non hanno occupazione, che la scuola non funziona, siamo ormai a qualche mese dall'inizio, mancano ancora gli insegnanti e battiamo le mani alla buona scuola che doveva risolvere tutto. Preoccupati, poi ci sono ragioni specifiche, l'Italia centrale è attraversata dalla tragedia del terremoto, il Piemonte dall'alluvione. Preoccupati della situazione economico-sociale. Io ho visto, poi l'abbiamo visto insieme, in stazione una pubblicità del governo sul no. 7-8 belle ragazze, no? E un giovane molto più meno accreditante, tutte sorridenti, che naturalmente invitavano a votare no. Ecco, io ho trovato un'Italia che non sorride, purtroppo, un'Italia preoccupata. Tant'è che la discussione per capire per quale ragione mai il governo ha fatto questo referendum è del tutto aperta. Io sono stato in commissione bicamerale in entrambe le commissioni bicamerali. La questione del Senato, l'abbiamo discussa, ma ce la siamo cavata con una mezza giornata. Non è stata così centrale. Abbiamo discusso di più della giustizia, no? Abbiamo discusso di più di tante altre cose. E perciò l'interrogativo resta. C'è qualche maligno che dice: ma sai Luciano, Renzi sapeva fin da subito che l'economia non è che possa fare, no? Allora voleva buttare sul piatto degli italiani qualche altra cosa, no? Per distrarli un po'. Ha finito, se è così, è finito per aumentare le produzioni e non per le ridurre. In ogni caso, vorrei cavarmela anche con qualche amenità. Avete citato poc'anzi le regioni speciali. Bene, non è certo che le regioni speciali avranno dei senatori. Avranno i senatori. Perché la norma non li include, non dice espressamente anche quelle regioni lì. E sono ragioni che ho l'occasione di superare gli specialismi, perché dopo che abbiamo messo insieme l'unità europea, mi dite voi che ragione c'è perché ci sia una tutela del Trentino Alto Adige da parte dell'Italia e dell'Austria, che stanno entrambe nella comunità europea. Abbiamo sempre detto che quando arrivavamo a questo punto le ragioni per le specialità non esistevano più. Un'altra amenità, che è una cosa seria: non c'è il quorum con il quale si deve eleggere il capo dello Stato. L'hanno riconosciuto, alcuni si dicono sì, avete ragione, qualche imperfezione c'è, è una bella imperfezione. Un giornalista ha risposto: ma si sa che vanno a votare. Ma come vanno a votare? Il capo dello Stato può essere eletto anche da 11 persone in questo modo. Ci vanno in 12, 11 d'accordo, uno contrario, è finita lì. Ed è la Costituzione, non è una leggina, no? Sulla quale puoi fraccheggiare, no? Potrei continuare con cose apparentemente minori, no? Il problema è questo, è che nessuna delle cose che dicono di risolvere viene risolta come dicono. I 5, cioè lo slogan pubblicitario che invita a votare, no?
definisse grosso modo anche gli obiettivi, il numero dei parlamentari, la velocità delle leggi, i costi. Nessuno di questi obiettivi sarà raggiunto. Perché il bicameralismo paritario totale non è stato abbattuto. Al Senato hanno mantenuto competenze che non c'entrano nulla col territorio. Elezione della Corte, Consiglio della Magistratura, leggi elettorali, leggi costituzionali. È inutile che la Finocchiaro vada in giro per l'Italia a dire che ha fatto la Camera dei territori. E sarà un'assemblea politica, non un'assemblea dei territori, perché questi senatori di cui avete parlato, del tutto improbabili, si riuniranno per gruppi politici, non per gruppi territoriali, non come nel Bundesrat tedesco che non ci sono i gruppi politici, tanto più che vengono eletti da gruppi politici e hanno competenze del tutto politiche. E avremo allora il gruppo dei senatori del PD, quello di Forza Italia, quello della Lega. Non lo dicono mai, ma questa è la realtà. E questo Senato, potendo chiamare al suo esame tutte le leggi della Camera, bloccherà la Camera. Essendo un'assemblea politica, è chiaro che i partiti dell'opposizione del Senato possono approfittarne. Cosa abbiamo risolto? E poi sta storia della velocità delle leggi, bisogna che ci diamo una quadra qualche volta. Diciamo che le leggi ne abbiamo troppe, ed è vero, abbiamo 80.000 leggi in Italia, Germania, Francia, Inghilterra messe insieme non arrivano neanche a 15.000. Allora non è proprio vero che ci sono tante difficoltà a fare le leggi, tanto più che la legge di stabilità ha quasi 1.000 articoli, in 2 mesi e mezzo si fa. La legge sulle pensioni della Fornero è stata fatta in 17 giorni. Il problema della velocità sta nelle intese politiche. Il giudice Palombarini la potrebbe anche confermare. La riforma della giustizia penale, da quanto è ferma? Perché nel governo c'è la spaccatura. La legge che introduce la tortura in Italia, i reati di tortura, che sarebbe necessaria anche per contrastare i femminicidi, è ferma da 1 anno, perché Alfano è d'accordo con altro che rendere più veloci, e poi ci sarebbero altri modi per rendere più veloci, facendo altri regolamenti. L'ultima cosa, questa riforma contiene qualche pericolo per la democrazia. Mi sembrava di aver capito che qualcosa avete già accennato, mettendo insieme legge e legge e riforma. Io tiro fuori il tema delle garanzie. In questi 49 articoli non c'è l'opposizione, non ci sono le minoranze, non ci sono le minoranze. I diritti dell'opposizione sono lasciati al regolamento della Camera. E chi vota il regolamento della Camera? Il partito di maggioranza, che avrà 340 deputati, appena 10 meno della maggioranza assoluta. Propongono di fare uno statuto dell'opposizione, che è una vecchia rivendicazione della sinistra, ma non come legge elettorale, come legge ordinaria, come legge del Parlamento, ma anche lì chi la voterà? La voterà per la maggioranza assoluta, con quel premio di maggioranza esagerato. L'ultima cosa che dico, almeno per questo passaggio, è che insomma non avrete più il diritto di votare per un senatore di vostra fiducia, non avrete più il diritto di votare per il deputato di vostra fiducia, perché la grande maggioranza saranno nominati dai partiti. Un partito solo con meno del 20% può conquistare anche la maggioranza assoluta meno 10 della futura Camera. Potremo avere questa andazza a Palazzo Chigi non per il governo della Repubblica, ma il governo di un
capo. È una soluzione che con la democrazia non c'entra molto. Allora, noi prima ci siamo ripromessi appunto di tornarci, parlavamo di questo Senato. Allora, correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere composto, secondo i progetti, da 74 consiglieri regionali, che non si capisce perché manca assolutamente una normativa, non si capisce come verranno scelti. Nelle regioni più piccole sono 2 e quindi anche il criterio di rappresentatività è messo in discussione, perché poi i rappresentanti delle regioni più piccole tipo il Molise sono 2, però uno deve essere sindaco, perché sono 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e poi ci sono 5, se non sbaglio, che dovrebbero essere, perché 74 più 21 fa 95, più 5 che invece sono di nomina del Presidente della Repubblica di durata di 7 anni, se non sbaglio. Ecco, allora, Palombarini, lei rispetto a questo Senato, ecco, ha riserve e sulla composizione e anche sui poteri che gli vengono assegnati? Certamente sì, su tutti e due i versanti. Diciamo, chi dà una valutazione di buona fede dice che hanno combinato un pasticcio, di chi cerca di analizzare le ragioni di certe scelte dice che hanno voluto mettere in piedi una cosa funzionale a determinati interessi e a un certo tipo di governabilità. Su questo fatto della governabilità tornerò più avanti, ma a proposito intanto della funzionalità, perché uno dei discorsi che si fa spesso è per rendere tutto più veloce, più rapido, eccetera. Allora, già Guerzoni vi ha detto come l'Italia abbia il record numerico delle leggi fatte. Tutti gli altri parlamenti fanno un numero di leggi inferiore a quello italiano. Non solo, ma anche la storia della cosiddetta spoletta, cioè la spoletta sarebbe una legge, un testo che va avanti e indietro fra Camera e Senato, si perde tanto tempo perché non si ottiene alla fine un'approvazione in tempi ragionevoli. Allora, nella scorsa legislatura, 5 anni della scorsa legislatura finita nel 2013, i casi di leggi che sono andate avanti e indietro, diciamo 5 volte discusse 5 volte prima di essere definitivamente approvate, sono state 4. Quelle che hanno ritenuto necessario, per le quali è stato necessario 4 letture, Camera e Senato, sono state una dozzina. La stragrande maggioranza, oltre il 90% delle leggi approvate, sono leggi che sono andate Camera e Senato, discusse 2 volte e approvate. Questa è la verità. Quindi quando si dice che questa riforma viene fatta per ovviare a questo tipo di difficoltà, si dice una cosa non vera. E gli esempi che si fanno di leggi che non si sono potute approvare sono lì a dimostrarlo. Quando si è voluti andare velocemente perché l'accordo e la volontà politica c'era, si è ottenuto il risultato. Quando, come per esempio sulla tortura, non c'è verso di ottenere il risultato nonostante che noi come Paese, come Italia, ci si sia impegnati a livello internazionale e nonostante l'impegno siamo gli unici in Europa a non avere una legge sulla tortura, la verità è che la spola, l'avanti e indietro delle leggi non c'entra assolutamente nulla. La verità per una legge come la tortura è che tutto il centrodestra, comprese le articolazioni che sono al governo, non vogliono la legge sulla tortura e che alcune componenti del centro-sinistra ritengono che una legge sulla tortura non sia buona perché finirebbe per mettere in mano alla criminalità organizzata un'occasione di vendetta nei confronti della polizia, dei carabinieri che svolgono le indagini. Quindi le questioni alla fine sono questioni di volontà politica. Accennavo prima alla questione: è questo organismo rappresentativo delle entità territoriali? Guardate, è vero solo a metà un'affermazione di questo genere, perché in realtà questo Senato è stato caricato di tutta una serie di altri compiti, le ha ricordate già Guerzoni, quindi non li sto a ripetere, che ne fanno un organismo politico nazionale, che decide cose importantissime, ma insomma questo Senato mette bocca
nei rapporti dell'Italia con gli organismi europei. Ditemi che cosa c'entra la realtà territoriale di questo o quest'altro paese con una cosa di questo genere che attiene direttamente alla sovranità, attiene direttamente alla politica nazionale. La cosa, a mio modo di vedere, assume una particolare gravità proprio di segno antidemocratico per quanto riguarda uno di questi compiti assegnati al Senato. Il Senato, fra le altre cose, avrà anche il compito di partecipare alla elaborazione, approvazione, discussione e approvazione delle leggi di natura costituzionale, le modifiche della Costituzione. Ebbene, qua io credo che vada detto con nettezza che o si fa un'assemblea costituente per fare una Costituzione, oppure se non si fa l'assemblea costituente deve essere il Parlamento liberamente eletto dai cittadini che discute di Costituzione, la fa, la modifica, la integra. Non possono essere persone, diciamo, di seconda nomina che sono state tra l'altro elette con compiti del tutto diversi, legati appunto alla regione, al comune, a mettere mano in una modifica della Costituzione. Questo è un punto, a mio modo di vedere, sicuramente antidemocratico. C'è grande confusione, è stato detto, a proposito della ripartizione delle competenze, e sicuramente ci saranno tanti contrasti, perché il tentativo di centralizzare tutto per risolvere il problema determinerà da parte di una serie di regioni, soprattutto da parte di quelle che non avranno una maggioranza di governo locale coerente con il governo nazionale, ci sarà tutta una serie di resistenze. Questo del resto è previsto, che ci possano essere delle difficoltà, è previsto proprio dalla Costituzione. C'è una norma che dice: nel caso di contrasto fra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, a proposito delle questioni di competenza come indicate dai rispettivi regolamenti parlamentari, il contrasto verrà risolto d'accordo fra i due Presidenti. Domanda: e se i due Presidenti non saranno d'accordo, come sicuramente avverrà molte volte, cosa succede? E l'unica soluzione, ancora una volta, così come è successo in questi ultimi anni, sarà da andare dal giudice, cioè dalla Corte Costituzionale, a dire: il problema risolvermelo tu. Come vedete, una cosa disordinata, pasticciata, che attribuisce un ultimo potere, non so se ne abbiamo già accennato, ma che dà l'idea come accanto alla centralizzazione, cioè allo spostamento delle competenze dal territorio al centro, allo Stato, ci sia anche un rafforzamento del potere centrale, non solo per la competenza che gli viene attribuita. E c'è una norma in Costituzione che, a proposito della distinzione che viene fatta, materie di competenza dello Stato, materie di competenze delle regioni, c'è una norma che dice: allora, quando il governo riterrà che una determinata questione di competenza regionale abbia una rilevanza nazionale, il governo si potrà attrarre, è chiamata norma vampiro, si potrà attrarre nella propria sfera di decisione una materia di competenza regionale. Questo per dare l'idea come anche in Costituzione ci sia un rafforzamento fortissimo di questi poteri centrali, e, come devo dire, il discorso si potrebbe sviluppare ulteriormente se andremo a parlare anche della legge elettorale, che è stata voluta, pensata e approvata contemporaneamente alla riforma della Costituzione. Grazie. Allora, ognuno di noi qua in questa sala credo che abbia le ragioni sue profonde del suo no. Io sostanzialmente ne metto 3 per quanto mi riguarda. Uno, non penso che spetti al governo, che ne dica il Presidente Napolitano, non credo che spetti al governo avere l'iniziativa in materia di riforma costituzionale, ma il discorso è del Parlamento. 2, una ragione di tipo estetico anche. L'articolo 70 scritto, quello nuovo che sostituisce quello che il potere legislativo e delle 2 Camere, quello che hanno scritto, che tutti quanti voi anche conoscete, è francamente ributtante, pieno di commi incomprensibili, che creerà, come diceva il dottor Palombarini, un mare di confusione e anche di conflitti.
Terza ragione, che proprio non ci credo, è quella che ha detto oggi il Presidente Renzi, dicendo ma in realtà c'è bisogno di rendere la democrazia più efficiente. Io non credo che la democrazia, che il governo di un paese assomigli al consiglio di amministrazione di un'azienda. Io non ci credo, non questo. La logica di un governo democratico è un'altra cosa. La democrazia non è votare ogni 5 anni per decidere chi deve decidere e poi disinteressarsi come cittadini della vita pubblica. Quindi queste sono le mie 3 ragioni, ma penso che ce ne siano molte altre. Ecco, voi dell'ANPI fin dall'inizio avete preso posizione, non è il fatto, sono gli altri che si sono aggiunti in qualche modo rispetto, non avete aspettato, ma perché fin dall'inizio non avete aspettato? Torniamo un attimo indietro e cerchiamo di capire questo punto. La prima risposta è questa, che l'ANPI vive di Costituzione. Il nostro pane quotidiano è la Costituzione repubblicana, è il lascito della resistenza, è il lascito dell'antifascismo, è il lascito dei partigiani, è il lascito della liberazione. L'ANPI è nata nel 1943 nel pieno di questo processo di cambiamento, e abbiamo una sentenza, qui la voglio ricordare, proprio qui del Tribunale Militare di Verona di qualche anno fa, che dice che l'ANPI è l'erede riconosciuta dei partigiani italiani. Naturalmente è una motivazione che ha fatto discutere le altre associazioni, che noi dobbiamo gestire con visione non esclusiva, ovviamente, no? Però dà anche quest'ultimo, dà il segno di cosa siamo noi. Immaginate se noi non fossimo entrati nel ballo, ci avrebbe tutto detto che non lo facciamo perché è la proposta di riforma del centro-sinistra. Siccome quando c'è stata la proposta Berlusconi siamo entrati in campo, abbiamo fatto il referendum, abbiamo dichiarato il no, abbiamo vinto il no, avremmo certamente corso questo pericolo, colpendo molto seriamente l'idea di serietà che ha l'ANPI. Ci voglio aggiungere anche un'altra cosa. Abbiamo condotto una campagna elettorale, mi sembra abbastanza sobria, anche perché i mezzi finanziari nostri sono quelli che sono, no? Non solo per stile, ma anche per condizione, no? Ci sono stati anche degli errori che abbiamo riconosciuto e che abbiamo cercato di correggere, che adesso non ho tempo di riprendere. Ci sono state delle provocazioni nei nostri confronti che abbiamo cercato di respingere, non facendo particolare scandalo, voglio dire, no? Ma abbiamo cercato di respingere. E c'è un'altra cosa, e concludo sul punto, che l'ANPI non è quel grumo di conservatori, leninisti, stalinisti, che da qualche parte ancora si intende a diffondere. Noi siamo per il cambiamento, noi siamo per togliere di mezzo il bicameralismo paritario. Il primo documento che abbiamo fatto è di 3 anni fa, del 13, e si apre in questo modo. Il primo documento sulla questione, ne abbiamo fatto 3 in questi anni, dà anche l'ipotesi di una riforma, no? Poi non tocca a noi fare dei progetti di riforma, non siamo un partito, non siamo in Parlamento, tocca ad altri. A noi tocca intervenire sulle questioni e ragionare sulla loro coerenza con la Costituzione, sia nelle regole sia nei progetti di programma, nei valori, nei principi. Io ad esempio sono uno che pensa che la Costituzione, ad esempio, bisognerebbe che la donna nella nostra Costituzione fosse più protetta. Io sono per innovare. Io penso che i territori e patrimonio culturale siano poco protetti dalla nostra Costituzione, altro che ANPI che non vuole modificare nulla. Poi si può considerare se è opportuno, non opportuno, se è il caso, se ci sono problemi più importanti, se è il momento. Noi non siamo fuori dalla realtà.
che sono passati 70 anni, figuratevi se non lo so io, se non lo sappiamo noi, no? Che li abbiamo anche superati per certi versi, no? Che perciò bisogna che il mondo cambia, è la quotidianità, voglio dire, no? Però ci sono, la Costituzione sono valori, principi, e anche nella cosiddetta parte organizzativa, cioè della parte che è organizzativa, governo, Parlamento, regioni, non è che si possa fare quel che si vuole, perché c'è un rapporto tra questa parte e quella dei valori che tutti dicono che non vogliono toccare, perché nell'attuare con l'organizzazione i valori e i principi ci vuole coerenza. Se tu metti in moto dei meccanismi che producono l'opposto o il contrario dei valori e dei principi, sbagli, vai a un attacco frontale alla Costituzione. Queste sono alcune delle ragioni per le quali siamo in campo. Piero Calamandrei, a proposito, mi sembra il caso di ricordarlo, a proposito della libertà, a un certo punto scrive e disse: attenzione italiani, che la libertà ha per ognuno di voi un costo ogni giorno. Non è gratis. Adesso lasciamo a perdere la resistenza, il movimento partigiano, lasciamo a perdere. La campagna referendaria è uno di questi costi. E andare a votare il 4 dicembre è uno di questi prezzi. È un costo certamente, è un impegno per i cittadini. E che impegno è? È la cosiddetta o tanto conclamata partecipazione, che questa riforma vuole colpire, perché innalzano le firme per le leggi di iniziativa parlamentare, innalzano le firme per il referendum, no, e dicono ma poi togliamo il quorum, ma la difficoltà è solo le firme, non è il quorum, la difficoltà sono le firme, la maggiore difficoltà. E teniamo conto che la democrazia italiana non è una democrazia qualsiasi, diceva sempre Arrigo Boldrini, il nostro primo presidente. È una democrazia che ha una sua qualità, che si differenzia anche dalle democrazie europee, che pure sono sotto tiro anche loro come in Italia. Perché? Perché è una democrazia di partecipazione. E attraverso è una democrazia di trasformazione, è una democrazia di partecipazione, è una democrazia di cambiamento. Attenzione, che sinistre e democristiani all'Assemblea Costituente si sono trovati d'accordo su questo punto altissimo. I due schieramenti, con quella intesa, cosa hanno voluto codificare? Che dove va l'Italia, a destra o a sinistra, ci pensano gli italiani, partecipando. Questo sta scritto nella nostra Costituzione. E ridurre la partecipazione è un errore, è colpire proprio la Costituzione nel suo cuore, è trasfigurarla. Questa è la motivazione, aggiungo personale, più profonda, credo, che l'ANPI porta alla base del suo non referendum. Allora, io seguo il filo del ragionamento. Lei prima, Parondarini, accennava alla questione della legge elettorale. Ecco, questa campagna è resa torbida anche dall'enorme confusione che sono riusciti a fare. Cioè, onestamente, in questo momento noi abbiamo una legge elettorale in vigore per la Camera, che è l'Italicum, in vigore da luglio, che è quella appunto col ballottaggio e il premio di maggioranza spropositato, come diceva Guerzoni, che è soggetta all'esame della Corte Costituzionale comunque vada il referendum. Il problema: non abbiamo in questo momento una legge elettorale per il Senato, nel senso che
non sappiamo se sarà il nuovo Senato come dovrà essere eletto, ma se vinciamo al referendum, se vinciamo con il no, comunque sia ci sarà un problema di difformità delle due leggi elettorali. E poi abbiamo anche una maggioranza politica, un leader politico che dice che la legge più bella del mondo, comunque lui adesso è anche disposto, l'ha definita lui, l'Italia come la legge elettorale più bella del mondo, non certo io, adesso è anche disponibile a cambiarla. Ecco, ma tutta questa confusione non è una cosa che ci rende, come dire, veramente difficile per il cittadino normale riuscire a districarsi. Ma io credo che valga la pena stare attenti ai passaggi che hanno portato a questa nostra situazione. Vedete, fino a tutto il secolo scorso, diciamo così, si è parlato più volte di modificare la Costituzione, non si è riusciti, ma come dire, la logica era quella dell'incontro di forze politiche che in Parlamento mettevano in piedi determinate commissioni proprio per modificare la Costituzione. In realtà l'unica che è passata, ed è passata anche, come devo dire, troppo facilmente, è stata una riforma del 2001 che modificava appunto i rapporti degli spazi di competenza fra Stato e Regioni. Che cosa è successo in tempi più recenti? C'è stato un cambiamento netto col governo Berlusconi. Seguite questo mio ragionamento, cerco di essere più semplice possibile. D'improvviso è entrata nella testa di chi governava, l'ideologo della Lega disse: la Costituzione è una legge che i vincitori impongono ai vinti e poi si tratta solo di mantenere l'ordine pubblico nelle strade. È entrata nella testa di chi governava, di chi aveva vinto le elezioni, la coalizione che si era formata intorno a Berlusconi, questa idea: noi modifichiamo la Costituzione, la modifichiamo secondo le esigenze della governabilità, lasciando da parte tutti i bei discorsi democratici che si sono fatti fino ad oggi circa la rappresentanza. Facciamo accanto a questa Costituzione una legge elettorale coerente. Entra in vigore anche, oltre all'idea che la Costituzione può essere tranquillamente di una parte, anche l'idea che al cambiamento della Costituzione si deve affiancare, perché le cose funzionino, una legge elettorale fortemente maggioritaria. Voi ricorderete che cosa è stato fatto, ricorderete che la legge elettorale è stata annullata perché su 2 punti almeno di grave antidemocraticità e di grave violazione della Costituzione vigente, e sapete come è finito il referendum del 2006 sulla riforma Berlusconi. Si poteva riprendere il discorso tranquillamente andando a cercare quali fossero le innovazioni che era, dato il tempo trascorso dal 48, che era opportuno, necessario inserire in Costituzione, e magari anche quali potessero essere le modifiche istituzionali, con riferimento in particolare al Senato. Cioè, è un'idea che ci abbiamo da decenni, tanto per dire, per essere chiaro, è bene che la fiducia o la sfiducia al governo la produca una sola Camera, quella politica maggiormente rappresentativa. Intorno a queste prospettive qua sarebbe stato facile determinare una qualche movimento di convergenza. Questa strada non è stata scelta, è stata anzi esclusa, è stata ripresa pienamente dal governo Renzi la logica che aveva avuto Berlusconi. La Costituzione può essere la Costituzione di una parte soltanto, e infatti adesso ce la giochiamo al referendum sulla differenza di pochi millesimi di voto, anzi tutti sono preoccupati di come voteranno gli italiani all'estero, perché il loro voto, pensate, su una modifica di 47 articoli della Costituzione, il loro voto potrebbe essere decisivo, ed è stata affiancata questa modifica della Costituzione di cui abbiamo parlato adesso da una legge fortemente maggioritaria, che fra le altre cose, ma non mettiamola sul giuridico, ma intanto, come devo dire, non ha tenuto conto di quelle che erano state le ragioni per le quali la Corte Costituzionale aveva abrogato il Porcellum. Si è fatto finta di niente e si è andata avanti. Questa legge elettorale si intreccia fortemente con la modifica della Costituzione. Perché? Perché vuole dare
esplicitamente vuole dare una forza eccezionale al governo e al suo capo. Faccio anche ieri o l'altro ieri, non ricordo più, mi è capitato di fare un esempio, lo rifaccio anche qui. Giovanni Palombarini è il segretario politico di un partito che ha una certa consistenza, diciamo che qua si discute tante volte, anche chi ha il 12%, lasciamo perdere, guardiamo la realtà che è davanti ai nostri occhi. Sono il segretario di un partito il cui consenso elettorale oscilla fra il 27 e il 32%, ho questa oscillazione di 5 voti possibili, quindi sono una minoranza, e peraltro, come devo dire, sono una minoranza consistente e quindi me la posso anche giocare nella politica del Paese. La legge elettorale prevede che io vada, se sono uno dei primi 2 votati, attenzione, al ballottaggio. Intanto però, in attesa del voto, io che cosa faccio per effetto di questa legge elettorale? Sui 100 collegi in cui è diviso il territorio nazionale, il capolista me lo scelgo io. Questi sono dei nominati, 100 nominati, non è che il voto popolare, le preferenze li possano escludere. Questi miei che ho indicato, arrivino primi, arrivino secondi, dentro questa lista che sarà di 8, 9, 10 persone, siccome li ho indicati io segretario del partito, questi vengono eletti. Intanto quindi mi assicuro, come devo dire, una base di parlamentari di questo tipo, con il mio 30%, diciamo così. Supponiamo che io vinca, vado al ballottaggio e vinco. Per effetto di questa situazione, di questa legge, il mio 30% diventa il 54%. Mi vengono regalati 340 deputati. Sono in condizioni fortissime. In Parlamento faccio quello che voglio. Intanto ho questo numero spropositato di deputati. Molti di questi me li sono scelti preventivamente io, dopodiché si tratta di vedere quali problemi devono essere affrontati. E guardate che non è una cosa da niente quella di cui stiamo parlando. Parliamo di Alcide De Gasperi, 1943. Chi ha i capelli bianchi ricorderà tutta una storia che riguardò la cosiddetta legge truffa. 53. Cosa aveva fatto De Gasperi? De Gasperi aveva dei problemi di governabilità, in effetti, perché era il capo di una coalizione un po' diversificata, dentro la quale, come devo dire, le divergenze potevano essere anche importanti. Ritenne che per governare fosse necessario avere un numero altissimo di parlamentari, il 66%. Questo diceva la legge elettorale proposta da De Gasperi. La coalizione che vince avrà il 66% dei deputati, un numero enorme. Ma cosa aveva ancora che oggi viene dimenticato e che bisogna ricordarlo a chi ha fatto questa legge elettorale qui? Che intanto io potevo avere il 66% dei deputati in quanto ottenessi il 50,1% dei voti. Cioè la rappresentatività del popolo italiano che era andato a votare era in qualche modo assicurata. Abbiamo fatto delle elezioni, c'è chi ha vinto, avrà vinto di un baffo, però ha avuto il 50,1%. E allora, una volta assicurata la rappresentanza, per la governabilità gli diamo questo premio. In modo che quando poi deve combattere DC col Partito Repubblicano, con i socialdemocratici o con i liberali di giorno in giorno, in qualche modo riesca a tirare avanti senza troppe difficoltà. Questa è proprio la questione della rappresentatività, l'hanno dimenticata, per cui io, Palombarini, col 30% dei voti, mi trovo in un Parlamento che sono in grado di nominare. Guardate che i 340 voti di cui si parla in questa legge elettorale sono esattamente lo stesso numero. Non hanno nemmeno avuto la furbizia di scrivere 335, 303, no, hanno scritto lo stesso esatto numero di Calderoli, 340. Questa è la mia maggioranza, in Parlamento faccio quello che voglio. E per essere sicuri di dare a me un potere pieno, al di là di quello che mi viene da questo numero straordinario di deputati, e del fatto che gran parte di questi me li sono scelti, hanno anche scritto che, come devo dire,
nell'ordine dei lavori parlamentari io ho un potere enorme che secondo me porta a uno squilibrio nell'equilibrio fra Parlamento e governo. Cioè io come capo del governo, definendo è come la storia dell'interesse nazionale per cui per virtù della clausola vampiro della Costituzione mi tiro nella mia competenza, la competenza delle regioni. Qui hanno messo un'altra norma che dice quando il governo ritiene che una determinata questione, una determinata legge, un determinato disegno di legge abbia una rilevanza importante per l'attuazione del programma di governo, io governo, io che ho vinto le elezioni, che ho questa maggioranza, posso chiedere che il mio disegno di legge venga messo all'ordine del giorno e discusso, come si dice a data certa, cioè in pratica deve essere iscritto all'ordine del giorno della Camera entro 5 giorni, deve essere discusso entro 70. Lo posso fare una volta, lo posso fare 2, lo posso fare 3. Voi capite che i lavori, l'ordine dei lavori della Camera dei Deputati diventa praticamente l'ordine, come devo dire, dei lavori che viene imposto dal governo. Qual è l'interesse governativo? Qual era del programma governativo? Qual era l'interesse nazionale sotto l'altro versante che dicevo prima? E chi lo sa? È quello che decide il governo. Questa è la realtà. Questa è una legge micidiale, questa legge elettorale, di cui oggi non vogliono parlare, che dicono che hanno già promesso di modificarla, cioè l'hanno approvata con 3 voti di fiducia, l'hanno definita una legge che tutta Europa ci copierà. Oggi, pur di vincere questo referendum, tendono a metterla da parte. Però questa legge c'è, è proprio quella attualmente in vigore, ecco la sua importanza. Si intreccia in una maniera fortissima con la riforma costituzionale, perché dalla combinazione di queste leggi uscirà un governo e il suo capo, come devo dire, fortemente rafforzati e con uno straordinario potere in tutte le direzioni, delle regioni per le cose che abbiamo detto e dello stesso Parlamento per le cose che abbiamo detto. Tenete presente che con quel numero di deputati, indipendentemente da quanti vanno a votare, è vero, anch'io penso che quando si elegge un Presidente della Repubblica tutti o quasi tutti vanno a votare, ma anche in questa situazione qua, con quei numeri che mi ritrovo per le ragioni che vi ho detto e per il fatto che dalle regioni, cioè dal Senato sia pure piccolo, mi arriverà un rafforzamento di questa maggioranza e io sarò in condizioni di avere una voce decisiva nel momento in cui vado a nominare un Presidente della Repubblica, anche se nel Paese sono il 30% dei votanti, il 30% dei consensi. Un'ultima battuta. Hanno messo, questa volta in Costituzione, l'abbiamo già detto, la storia dei 5 senatori di nomina presidenziale. Innanzitutto, secondo me, nel momento in cui tu vuoi fare un Senato delle regioni, un Senato legato agli interessi del territorio, a questa storia dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica, puoi anche tranquillamente rinunciare. Ma va bene, l'hanno voluto mantenere. Guardate però che non sono più i 5 senatori a vita che il Presidente della Repubblica nomina e questi fino a che campano rimangono là e sono loro i 5 senatori. Qui hanno dato un potere immediato a ogni Presidente della Repubblica e le questioni un pochino cambiano, perché, come devo dire, sono senatori strettamente di fiducia di un Presidente che li nomina in relazione al suo mandato. Tra le altre cose, quando io ho un Senato di 315 persone, 5 persone sono una percentuale, come dire, ridotta, ma quando ne ho 5 su un Senato di 100, il 5% corrisponde alla forza di un piccolo partito politico. In tanti dibattiti che mi è capitato di fare in questi giorni, a questa mia osservazione, anche alcuni rappresentanti del sì hanno detto: è vero, questa norma non si capisce perché c'è, fosse stata per me non sarebbe mai stata scritta. E la cosa finisce lì. Io credo che invece si debba fare uno sforzo di capire come mai questa norma è finita lì dentro. E il mio motivo è che 5 persone nominate da un Presidente della Repubblica che viene scelto da quel tipo di maggioranza
Alla fine, al di là di tante belle parole che si possono dire, sono 5 persone che vanno a rafforzare la maggioranza di governo. Un governo fortissimo avremo se tutte le cose andranno avanti così. Grazie. Allora, dico una cosa per cui prima che chi ha delle domande da fare alza la mano così io lo vedo e poi le raccogliamo. Pregherei di fare delle domande. Chiedo solo una cosa prima a Guerzoni. Allora, dal suo intervento mi sembrava di cogliere una qualche, come dire, lei ha detto un dovere civico, un impegno, ricordiamocelo. Lei ha qualche preoccupazione per quanto riguarda la partecipazione al voto? Che gli italiani li abbiano un po' stancati con questa campagna? Certo, e credo che anche sia fondata sia perché lo noto dai dialoghi, dalle conversazioni, no? Tipo, ma è proprio così importante questo referendum, no? E altre cose analoghe, oppure non ci capisco niente, sono cose che dovete decidere voi, no? Secondo me nel 47, 48, 49, 50, in quegli anni là, questi ragionamenti non erano molto diffusi. Non erano molto diffusi. E poi, parliamoci chiaro, e riprendo un tema. Intanto vorrei ringraziare il dottor Colombarini per la risposta che ha dato, che è stata molto chiara e del tutto esauriente circa i pericoli per la vita democratica, oltre che per la vita delle istituzioni. Esauriente. Io vorrei partire da un dato. La democrazia è in crisi ovunque, in modi diversi. Abbiamo avuto le recenti elezioni americane a testimoniare, no? Questo dato. E il problema è di come la si affronta questa crisi. C'è un documento del Partito Democratico che si chiama Dichiarazione dei Valori, Manifesto dei Valori, mi pare sia di 2 o 3 anni fa, dove sta scritto che la crisi della democrazia la si deve affrontare non con meno democrazia, ma con più democrazia. In 2 righe sotto a questo documento sta scritto che non si possono fare, non si faranno mai più modifiche costituzionali a maggioranza. Io mi fermo lì. Cos'è intervenuto? Sono tutti impazziti. Quelli del PD, la sua dirigenza. Io penso che questa contraddizione, questo contrasto, che in gran parte provoca questa situazione, parliamoci chiaro, perché noi parliamo sempre del partito di maggioranza, non è che parliamo, no, di un partitino insignificante. Io penso che questa cosa denunci un fatto di una gravità enorme. Noi probabilmente quando Renzi ha parlato di rottamazione non abbiamo colto in profondità cosa ci stava dietro questa parola. Ci siamo fermati allo stile, no? Al bello e al cattivo sentire. Ci abbiamo aggiunto, ma ce l'ha con qualche politico che vuole far fuori. Beh, in politica passi anche questo. Ma secondo me stiamo scoprendo che dietro quella parola automazione ci stava una cosa profonda, più profonda, non una rottura di generazione, tra generazioni, ma una frattura culturale profonda tra la cultura politica nella cultura politica del paese, perché altrimenti non mi spiego le posizioni del centro-sinistra attuale su questa questione. Il dibattito non ha fatto emergere nulla, quasi nulla, eppure ci troviamo di fronte a un testo che ha dei significati opposti.
per il Paese, per chi ascolta. Ora, io sono convinto che la risposta che dava quel documento del PD è quella giusta, sono convinto che l'ANPI strategicamente ha questa idea del come si esce dalla crisi democratica, non riducendo i diritti per potersi caricare sul lavoro le crisi economiche. E anche questo è un bel tema, no? Voglio dire, dopo 15-20 anni di globalizzazione abbiamo che le diseguaglianze sono aumentate enormemente, la ricchezza in più è andata tutta dalla parte del capitale, la parte del lavoro si è ripartita quella che già andava ai lavoratori, cioè i lavoratori dell'Asia, i lavoratori dell'Africa, i lavoratori dell'America Latina, quei 2 miliardi che hanno in questi anni conquistato un pasto al giorno, glielo paga il salariato italiano, il salariato europeo. Non c'è nulla del profitto di della globalizzazione che è andato a coprire quel costo. Ecco perché io penso che democrazia vuol dire diritti. Io penso che la Costituzione italiana debba essere difesa, rinnovata, resa magari anche più efficace, là dove le cose non funzionano bene, ma per questi valori, per questi principi, un principio di giustizia, un principio di uguaglianza, un principio di dignità. Scusate se mi sono dilungato, ma adesso passo subito il microfono al nostro Presidente. Noi dell'ANPI toccava essere in questa battaglia con tanti, ma esserci con la nostra cultura, con i nostri propositi, con la nostra storia, con le nostre visioni. Non abbiamo mai voluto confonderci, e quando l'abbiamo fatto abbiamo sbagliato, con altri che rispettiamo. Nonostante tutto, nonostante quel che ha fatto il Presidente del Consiglio, noi non abbiamo mai attaccato il governo per questa riforma, né plaudito né criticato, perché noi partiamo dal principio che il governo doveva star fuori. Critichiamo questo. È inutile che adesso si lamentino, e mi dispiace anche per il carissimo amico mio Giorgio Napolitano, che giustamente rimprovera Renzi di aver fatto deformato, perché non c'è mai stato in Italia un governo che su una riforma così rilevante la prendesse, la avocasse a sé, sottraendola al Parlamento. Probabilmente il Presidente Napolitano poteva a suo tempo intervenire e cercare di correggere, come io dico che probabilmente anche i Presidenti di Camera e Senato qualche voce in più avrebbero potuto metterla in campo e non soltanto adesso lamentarsi del latte versato. E torno sempre al punto di partenza. C'è qualcosa che si è guastato in profondità. Io penso che la cultura berlusconiana abbia dato un colpo importante in questo guasto. Vi parlo una cosa sola. Quando diceva che lui non voleva essere giudicato dai magistrati perché aveva milioni di voti. Cioè, si voleva sottrarre alla legge, contrapponeva il consenso popolare alle regole. Gli italiani probabilmente non hanno colto in numero sufficiente questa distorsione. Ecco perché incontriamo tanta fatica. Ma sono convinto che oltre a tutte le difficoltà la campagna referendaria è servita a fare agli italiani un bagno di Costituzione, e questo sarà un segno positivo a partire dal 4 dicembre, al quale andiamo con fiducia di farcela.